Presidente, oggi a Palmanova è presentato il primo caso di applicazione della legge sul riuso, una legge che guarda sia appunto al recupero dei centri urbani ma anche ad un lato sociale di ricaduta per quanti cercano casa. Siamo particolarmente soddisfatti. Oggi abbiamo toccato con mano la qualità e l'importanza dell'impegno che ci siamo assunti in Consiglio regionale quando abbiamo approvato la legge sul riuso. Stiamo parlando di recuperare, appunto, di non consumare suolo, di recuperare suolo che in questo momento è occupato, di riqualificarlo. Abbiamo già una pianificazione, una programmazione che ci dice che in questo territorio verranno fatte non soltanto iniziative residenziali ma anche di servizi, in particolare grazie alla collaborazione con l'azienda sanitaria potrà essere messo proprio in questo intervento il centro di assistenza primaria previsto dalla riforma sanitaria e anche prevedere altri diritti sanitari e servizi sanitari per i cittadini di Palmanova. Dall'altra parte rispondiamo anche a nuovi bisogni che ci sono fra i nostri cittadini. Ci sono delle fasce di popolazione che non possono accedere perché hanno comunque loro fortuna delle risorse, ad esempio alle graduatorie delle case popolari. Con questo intervento possono aspirare ad avere appunto una casa molto bella e tra l'altro anche qualificata dal punto di vista ad esempio dell'efficienza energetica, però hanno un piccolo aiuto dalla Regione e grazie ad un accordo virtuoso tra il pubblico e il privato. Il settore edile è quello che ha avuto maggiori conseguenze dalla crisi. Questa legge parte ad appena un anno dalla sua emanazione. Sì, partiamo subito, quindi il segnale che abbiamo voluto dare è anche che non ci siamo inventati nulla, semplicemente abbiamo potuto attuare strumenti che già c'erano, li abbiamo semplicemente messi in ordine. Partiamo subito e questo significherà, io mi auguro, anche far ripartire un bel pezzo di economia locale. Assessore Santoro, questa legge consente di avviare anche un progetto di riforma sulla casa per quanti appunto accedono a quella fascia grigia che ha difficoltà a trovare alloggi. Sì, in questo caso l'investimento è un investimento che viene riconosciuto come contributo alle imprese e che viene girato direttamente ai cittadini nel momento in cui acquisteranno gli appartamenti di questo intervento. 30.000 euro di sconto quindi sul costo d'acquisto degli appartamenti dovuti al fatto che c'è una convenzione tra l'amministrazione comunale e l'impresa che ha permesso appunto di ripensare in modo complesso questo pezzo di città.